ça, la riccioni? Salute, hai domande alla riccioni? E io sciucco, ti rispondiamo. La riccione è una malattia che fa gonfiare piccole stacche chiamate giandole che producono la saliva, soprattutto quelle vicine alla rete. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. Le riccioni sono causate da stusisco. Entra una persona per un naso per la bocca e durante 2 o 3 settimane si moltiplica qui senza rendersi malati. Dopo può viaggiare una persona per ficcarsi in parecchi luoghi. O più spesso in ghiandole che producono la saliva, soprattutto queste. Quando ingonfiano, ci vanno male e abbiamo la vreba, che proviamo a sbarazzarci di usisco. Di regola, arriviamo a cabo dopo 10 giorni. E tanto siamo guariti. Ma tanto ci possono essere complicazioni. Per un detto, la riccione ci può rendere gionchi. Oppure una meningite, che è qualche volta una malattia grave degli sviluppi di un cervello. Il rischio della riccione è contagioso assai. Si può più facile da una persona che l'ha quando la dossa o sternudedia e che non respiriamo e piccole gocce mandate per aria. Oppure quando non tocchiamo un oggetto dove le si sono esposte queste gocce. Si può più acqua saliva di una persona malata. Non esiste trattamento contro la riccione, ma esiste un vaccino. Non ci protegge mica completamente, ma riduce il rischio di la malattia o a sua gravità. Ecco, a capisci meglio che li so, la riccione.